Una pioggia di finanziamenti dalla Regione per mettere in sicurezza strade e scuole del nostro territorio. Una vera e propria pioggia di finanziamenti per i comuni del nostro territorio. La Giunta regionale ha infatti finanziato varie opere di valore inferiore ai 200.000 euro, una boccata d'ossigeno per le nostre amministrazioni comunali, commenta il presidente della Commissione Lavori Pubblici in Regione, il bassarese Nicola Finco. In questo modo, spiega, i comuni potranno appaltare piccoli lavori, mi auguro, ad aziende del posto. Nel dettaglio, a Cismon 100.000 euro per il manto stradale, a Denego oltre 89.000 per le asfaltature, a Nove 100.000 per piste ciclabili, a Masona altrettanti per l'adeguamento sismico della scuola primaria. A Lusiana 100.000 euro per le asfaltature, a Solagno 88.000 per la sicurezza stradale, a Schiavone 81.000 per un marciapiede, 88.000 a Foggia, poco meno a Rozzo, a Campolongo 46.000 per le strade, a Pianezze 99.000 per i nuovi uffici comunali, a Romano 100.000 per cimitero e viali pedonali, a Pove 94.000 per le aree sportive, a Cartigliano 86.000 per le strade, 100.000 a Molvena per la rete viaria, 87.000 a Rosà per l'illuminazione pubblica, 100.000 a Cassola per la nuova piazza, stessa cifra a Malostica per la rete viaria, 100.000 anche per la circonvallazione di Gaglio e 100.000 a Conco per Casa Sivocci.